Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Una grazia di luce, tu mai da fare de ire in paradiso. Oi quando moro de ire in paradiso. Oi quando moro. Una cannata d'argento è nata d'oro, però te voglio bene, anima mia, però te voglio bene, anima mia. Duce l'amore mio, quando me vas me para lo sapore, della cerasa me para lo sapore, della cerasa. I Sabaton Quartet qui in apertura di È sempre domenica. Ciao Roberto, Roberto Bozzo. Quanti siete? I Sabaton Quartet siete tanti. In realtà vero? sì, in realtà siamo qualcuno in più oggi per varie vicissitudini legate a questa influenza che sta falcidiando un po'. Siamo una delegazione di 5 a fronte dei 7/8 che di solito andiamo sulle piazze. Però abbiamo voluto esserci e suonare dal vivo perché crediamo che la musica, soprattutto la popolare, abbia bisogno del live, abbia bisogno di questa emozione viva, a dispetto di quella che può essere la difficoltà tecnica di fare una cosa del genere, però sì, farlo dal vivo per sentirci veramente calabresi in questo. Sabaton Quartet sono tantissimi anni che siete sulle piazze calabresi, da quanto? Tanti, festeggiamo il 13°, che poi dovrebbe essere un numero con delle... Che speriamo di sì, ma già questo sta succedendo perché siamo in pieno tour invernale, che suona un po' strana, un po' sinistra come cosa, perché il nostro è un gruppo di piazza e di solito lavoriamo moltissimo d'estate e d'inverno ogni tanto qualche tour all'estero. Però non vi apprezzano appunto solo in Calabria, ma non solo, ecco, la fortuna è stata questa, che ormai la notizia, l'onda Sabaton è arrivata un po' nei 5 continenti e quindi quest'inverno praticamente siamo stati prima in Argentina, poi abbiamo avuto 10 giorni alla Fiera dell'Artigiano in Fiera a Milano, per poi andare a Palermo, Napoli e poi andare soprattutto a New York per la fiera del New York Times, dove abbiamo riscosso un ottimo successo e davvero abbiamo portato una Calabria nuova con una sonorità antica. Assolutamente, perché voi rileggete in chiave assolutamente originale la musica popolare calabrese, no? Cercando di rileggerla e reinterpretarla. Esattamente, noi ci immaginiamo il calabrese di oggi come un uomo che non dimentica la lingua dei padri, che si fa riconoscere per la lingua dei padri di quella che è la nostra cultura e le nostre sonorità, ma che è competitivo con quella che è la modernità, la tecnologia e la rilettura moderna di quella che è una musica che ha tanta storia. E quindi fate apprezzare la Calabria nel mondo, quindi grazie al vostro lavoro, grazie per essere stati qui con noi. Grazie Sabaton Quartet, salutiamo quelli che non ci sono perché sono influenzati, insomma li riavremo poi in studio. Salutiamo, sì, Trieste, Massimo e Rosa. Okay.
per questa loro assenza forzata, e la prossima volta saremo tutti. Sarete tutti, va bene, grazie Grazie ragazzi, a voi, grazie grazie, mille per averci grazie. portato un po' della nostra musica calabrese. Allora, potete assolutamente andare da questa parte, noi continuiamo invece, abbiamo aperto bene, Beh, no? è bellissimo, In bellezza, abbiamo assolutamente. aperto con un inno alla Calabria. Con un inno alla Calabria, non potevamo che farlo, è sempre domenica, però come al solito adesso spazio al talk. Spazio al talk, e tra l'altro Raffaella oggi parleremo di qualcosa di molto interessante, sai perché? Perché il linguaggio del corpo è qualcosa che incuriosisce molto, perché attraverso il linguaggio del corpo si può capire tanto di una persona. Più delle parole, no? Molto Il di corpo più, dice molto molto di più. spesso E più delle parole. abbiamo 3 ospiti che ne sanno tanto su Tanto questo perché argomento. nell'arte poi il linguaggio del sì, corpo è molto importante. fondamentale. Assolutamente. E quindi invitiamo Andrea De Jacopo, che è un cantante, Ciao che è venuto Andrea, a trovarci. ciao, benvenuto, insomma cantante, showman, ciao, speaker radiofonico. Ciao, Prego, Andrea, accomodati. accomodati. E poi abbiamo una danzatrice di flamenco, perché poi il flamenco è veramente una danza antica che Molto insomma sensuale, molto molto, sensuale, molto insomma, che è piena di simboli, e lei è Loredana Ruggeri. Benvenuta, benvenuta. Ciao Loredana. Ciao. E poi sarà con noi Francesca Marchese, che è un'attrice, è un'esperta, è una protagonista anche del teatro Teatro Calabrese, la nostra non Francesca. solo. Ciao. Ciao Francesca. Ecco Ciao. qua, vieni. E lei vieni. sicuramente ci dirà tanto sul Beh, linguaggio sì, del corpo. assolutamente. Abbiamo 3 ospiti che attraverso la danza, la musica e il teatro ci racconteranno un po' quanto è importante, no, Cataldo, il linguaggio del corpo, più delle parole tante Sì, volte. perché a volte si comunica anche in maniera inconsapevole, che si trasferisce qualcosa che in realtà forse si vorrebbe tenere nascosto. Però iniziamo il nostro... Beh, tu da bravo, insomma, criminolo, Beh, avvocato lì penalista. sforiamo in un altro argomento, Beh, no? sì, poi Perché ne in realtà parleremo, però in il linguaggio effetti del corpo è viene vero, valutato molto dagli viene inquirenti. analizzato, no? Sì. Anche nel campo della, diciamo, della cronaca, ecco. Assolutamente Però sì. parlando invece di arte e poi naturalmente parlando anche un po' dei rapporti relazionali, no? Per esempio Francesca, il teatro, il linguaggio del corpo è fondamentale e si fa tutto un lavoro di preparazione, no? Laboratoriale, proprio per imparare a comunicare prima con il corpo e poi con la voce, vero? Ma diciamo che poi c'è proprio tutta una parte del teatro contemporaneo e non solo che, come dire, sfatava certi miti e concentrava l'attenzione su invece un livello che era inesplorato anche fino ai primi del Novecento. Poi con l'arrivo della psicanalisi, anche quello che diceva Cataldo è molto vero, le tecniche di comunicazione proprio ne fanno uno studio accurato, anche le tecniche di vendita, voglio dire. Nel teatro il corpo è uno strumento, come uno strumento per un musicista, ed è il prolungamento di quelle che sono le sue parole, per cui così come si suona uno strumento, tu nel teatro suoni il tuo corpo, i vibratori, tutto ciò che appartiene, si respira addirittura con gli occhi, dicevano molti registi importanti. Sicuramente Peter Brook è uno dei tanti, come Grotowski, hanno reso comunque l'attenzione, hanno poggiato l'attenzione proprio sui 5 elementi che sono parte integrante del nostro corpo. C'è una danzatrice di flamenco, questo ce lo insegna bene, per cui il rapporto con la terra, il rapporto con l'atmosfera, il rapporto con tutto ciò che è natura diventa poi invece nella parola, e non solo nella parola, una forma, diciamo, se vuoi, di concentrato di emozione. Ma in una camminata, come diceva il grande Giorgio Albertazzi, si racconta una persona, basta veder camminare qualcuno per capire in realtà cosa vuole, cosa desidera e cosa in realtà non riesce ad ottenere. Poi Francesca comunque, non solo si parla di teatro con Francesca, si parla soprattutto, no, di sensualità, di rapporti relazionali tra uomo e donna. Francesca è una molto in gamba da questo punto di vista. E No, soprattutto questo ha ci una dà bellissima l'assist. voce, però. Grazie. Quindi nel Vabbè, suo sì, caso no, io dico infatti. che il linguaggio del corpo serve anche a ben poco, perché ha una Beh, sì, lei voce è- straordinaria, e quindi lei già conquista con la voce. Quindi io Assolutamente. ti consiglio sempre di usarla la tua voce. Grazie, voi siete come dire, dei cancer motivazionali, per Beh, te cui lo io vi meriti, ringrazio, verrò te lo sempre meriti, qui te lo meriti. la domenica e voi piacevolmente mi aiuterete diamo nella proprio mia spinta una verso il lunedì. spinta, una spinta Così, propulsiva. grazie. Ma il linguaggio del corpo per una donna quando si rivolge a un uomo, e poi dopo è un assist anche per parlare con Loredana. Allora, tu sicuramente c'hai una carta che ti giochi a tuo grande... Io? Sì. Dimmi. Posso utilizzare è un brutto termine, ma prendere come modella
diciamo una splendida presentatrice che poi è anche un'attrice, quindi ci tengo a sottolinearlo, Chiara, con una grazie. bellissima voce, che ha dalla sua però, come dire, questo taglio di occhi a gatto che molto caro sarebbe ad Hitchcock. Magari. Come no? Cioè, quindi plauso e merito intanto alla mamma, voglio dire, che si è reso. E poi sicuramente una cosa molto seduttiva, io credo che sia rispetto alla relazione con l'altro, a parte l'energia, che è una cosa che tu moduli a secondo di chi ti sta di fronte. Tu sei un maestro in quello, perché i giapponesi hanno diversi modi di comunicare. Se sei con un politico parli in un certo modo, se sei col tuo amante parli in un certo modo, se sei durante Pensa se a un mischi, pasto, è pericolosissimo, No, cioè, è se un po' fai come la cosa contraria. È un po' come l'Italia, se mischi, no? Si fa un po', come dire, Devi un conoscere alla gioco- perfezione un gioco l'interlocutore. particolare. Senti Loredana, invece nella danza, il flamenco è, penso, la danza per eccellenza, no? Che proprio racconta attraverso ogni gesto un simbolo, no? C'è un linguaggio, c'è un racconto nel flamenco. Senti, c'è un gesto, almeno uno ce lo fai vedere, che comunque ha un significato particolare poi nello scambio tra i due danzatori, uomo-donna. Allora, nel flamenco è un ballo individuale. Sì, Quindi in questo sia l'uomo che la donna nella stessa gestualità raccontano, diciamo, hanno proprio un linguaggio completamente differente, Diverso. caratterizzato proprio dal fatto che è un uomo e una donna, quindi è molto puro in questo, no? In qualche maniera. Però per esempio il gesto molto, per esempio questo gesto della mano, no? Sempre verso l'altro, sempre in qualche maniera con il corpo che ammicca, no? sì. Lo sguardo per esempio ha un significato sia antropologico, però oggi è talmente evoluta l'arte del flamenco che è anche proprio individuale, quindi va da una parte sociale, diventano dei gesti anche che agganciano l'individuo. Ecco perché lo balliamo anche noi che siamo italiani, nonostante la tradizione sia andalusa, perché ha avuto questa evoluzione e riesce a Universale. essere universale, sia anche insomma UNESCO Certo. ormai patrimonio dell'umanità, e quindi riesce a diventare un potente mezzo di comunicazione del corpo per tutti in tutto il mondo. Infatti se uno va a Siviglia a studiare, come spesso a me capita, incontra giapponesi, americani, Assolutamente. tutti di altissimo livello e tutti soprattutto dentro quel linguaggio. Ma a te quando è nata la passione per questo ballo? Ero all'università, io sono laureata in psicologia e specializzata in arte terapia in approccio appunto psicofisiologico, che studia proprio questo, no? L'emozione insomma, l'emozione legata anche al corpo e alla gestione del corpo. Ero lì, ho iniziato un'attività artistica, mi andava di iniziare, poi sono stata catturata totalmente, mi apparteneva totalmente e adesso, nonostante ho conseguito i miei studi, mi sono specializzata in vari settori nella psicologia, mi occupo solo di arte. Quindi sei insegnante di flamenco. Sono insegnante Tra l'altro di una delle flamenco. poche in Calabria, Sì, assolutamente. Sì. Tra l'altro hai due compagnie tu, vero? Io ho una compagnia italo-andalusa dove ho progetti un pochino più moderni, diciamo così, dove prima compagnia che è stata chiamata all'auditorium come compagnia italiana, poi si sono susseguite tante altre molto valide, eccetera, proprio per il progetto innovativo. Ecco, questa è la prova che è un linguaggio che anche una persona italiana può. Assolutamente. è universale, E gli assolutamente. spagnoli hanno ben accolto i miei collaboratori, eccetera, e un'altra di nuovi talenti. Di nuovi talenti. E quindi ora mi stai divido cercando- tra Roma e Cosenza, dove insegno sia sulla costa che in città. insomma. Andrea, invece nel canto, insomma, è fondamentale il linguaggio del corpo. La Ma- voce è al centro, Sì. però insomma per un cantante è Esprimere importante anche le esprimere. sensazioni è importantissimo. Beh, poi nelle imitazioni ci sono cantanti, no, che sono stati imitati proprio per le loro posture, Esatto. per il loro Ne modo di sono diventati interpretare. anche personaggi, penso, anche per il loro modo di esprimere gestualmente quello che è la sensazione. Abbiamo dei simboli importanti come Celentano, come Renato Zero, che ne hanno fatto dei veri e propri personaggi e vengono ricordati anche e soprattutto per la loro gestualità. È una cosa importantissima anche l'espressione delle sensazioni, no? Come diceva giustamente, il linguaggio del corpo è importante anche per trasmettere le sensazioni. Paradossalmente io faccio anche radio
è importante anche, nonostante non si veda la gestualità, è importante anche l'impostazione della voce, anche in questo senso. Magari l'ascoltatore percepisce se tu sei allegro, se tu non lo sei, quindi associa moltissimo anche questa immagine, anche se non la sia realmente. Senti, ti faccio la stessa domanda di Francesca, invece nel linguaggio del corpo con una donna che insomma quando la studi un po'. Ma no, guarda, poi delle volte segnale lo dai? Guarda, delle volte penso che sia la spontaneità quella che arrivi in maniera più diretta, no? E magari avendo due occhi da fissare, da guardare, da scrutare. Beh, certo, poi nel pubblico. Quindi se mandi un bacio ad una ragazza che è nel pubblico la conquisti mentre canti. Ma tu fai queste cose per caso, però, quando stai lì in trasmissioni a 1 mattina? No, anche perché comunque ci si può impegnare in questo senso, no? Perché si individua magari tra il pubblico la persona che si vuole conquistare. No, ma sai, sono accorgimenti, no? Sono accorgimenti che chi è del mestiere, insomma, li utilizza. Beh, noi che facciamo uno spettacolo, tu guardi e dici vabbè, di solito poi glielo mando un segnale. Se lo coglie, magari. Se lo coglie no? bene, se no. O no, Francesca, da attrice voglio dire. Diciamo che ci si può provare. Ci si può provare, poi le donne siamo molto brave in questo, i nostri non segnali. Io ormai ho la poetica di lavorare per sottrazione, siamo in un mondo che mette sempre più, lavorare con il meno secondo me, quindi veramente come le dive, siamo bombardati da immagini spesso anche di mero consumo, no? Che dopo un po' diventano anche abbastanza quotidiane, cioè le dive sono dive perché comunque mantengono quest'alone per l'appunto di mistero che è fatto di sottrazione. Quindi poco. Demodè diventa invece una grande centralità. Less is more, no? Less is more, brava. Quindi con il motto di Chanel potremmo chiudere questo momento di talk, Cataldo. Che sicuramente è servito, guarda. Che sicuramente è servito ai nostri telespettatori. Hanno capito che Cataldo manda segnali. No, io non mando segnali. Non scherzo. Senti, però mi posso impegnare anche in questa direzione, bravo, perché no? Magari mi faccio dare qualche consiglio assolutamente, da Francesca, da Loredana. Loredana. Le quinte, da Loredana. Assolutamente. Noi ringraziamo Francesca Marchese, grandissima attrice, prossimi insomma impegni, tantissimi ne hai. Una serie di progetti. Il nostro Andrea Di Jacopo, grazie per essere stato con noi, anche lui pieno di progetti, insomma, radio, no? Tanto. E la nostra Loredana Ruggeri. Grazie. Che tra l'altro voleva ricordare che lei ha una pagina sulla quale si può seguire tutte chi è le interessato, attività. specialmente in zona, corsi Roma Cosenza. Ok, se qualcuno vuole insomma partecipare, imparare il flamenco, che è sempre iscriversi ad un corso di Loredana, lo può dell'amore. Stefano Battaglia è tornato. Beh sì, è tornato. È un segnale importante anche questo. Ed è tornato in gran forma, perché oggi ci dedica un brano meraviglioso. Davvero? Sì. No, non lo voglio neanche annunciare, perché è un brano che sicuramente i nostri telespettatori apprezzeranno tantissimo. La nostra band. Prego. Mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, ed io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già spiediti di pubblicità, dove d'estate la pioggia non cade, macchine tracciano solchi su strade, ed io che non riesco nemmeno a parlare con te. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene
nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Ed ora siamo al momento dell'Air Stylist con la nostra Mena Tuttariccia che ci è venuta nuovamente a trovare. Raccontaci un po', Mena, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un nuovo prodotto. Noi siamo sempre in studio per creare dei prodotti che possano andare a soddisfare appieno le esigenze delle nostre clienti. È nuovissimo, in effetti ancora non è neanche terminato. Alice è una delle prime che l'ha provato e possiamo vedere già, non so se si vede bene, il risultato sui suoi capelli. Sono dei capelli morbidissimi, molto lucidi, molto brillanti. Posso solo dirvi che già in passato vi ho presentato Shuma, questo è ancora un miglioramento di Shuma. Nuovi ingredienti, nuova tecnologia proprio per andare a ultimare e a completare quello che è per noi la cosa importante, quindi la salute e la struttura, la vitalità dei vostri capelli, dei capelli di tutte le donne ovviamente. Quindi questo è un prodotto che si applica, dicevamo? Sì, si applica sempre sotto forma di mousse, si applica anche da sole a casa, è un prodotto che non posso svelarvi bene che cosa va a fare, segreto, sì, ancora sì, in studio, è ancora in progettazione, ma seguiteci sui social e vedrete, avrete man mano tutte le informazioni riguardo a questo nuovo un altro prodotto per prodotto. difendere e rafforzare i nostri capelli. Sicuramente, e anche delle altre cosine. Va bene, poi ci vieni a trovare e ci dai qualche altro consiglio. Senz'altro, senz'altro, grazie. Alla nostra Mena Tuttariccia di Jonathan, e a questo punto un po' di pubblicità e poi torniamo con È sempre domenica. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ed ora parliamo di moda, ci è venuta a trovare una giovane stilista calabrese, lei è Ermanna Serpe, benvenuta e ci parlerà. Ciao Ermanna. Salve, Un accessorio ciao. importantissimo con due splendide modelle, la nostra Sharon, ciao cara. Ciao, sei venuta anche prima, ok, allora sediamoci, voi ai vostri estremi, voi le nostre modelle. Ci parlerà di un accessorio importante che è il cappello, che è tornato di moda. Io sono molto felice di questo perché è un accessorio che si era un po' perso forse nel decennio, invece adesso è tornato fortemente ed è tornato un po' anni 30. In forma di turbante o headbands, che sarebbero le fasce, come in questo caso, perché sono senza parte, insomma la nuca è scoperta, sono delle vere e proprie fasce, e questo è l'accessorio praticamente dell'anno, della prossima stagione. Nelle sfilate praticamente quasi tutti gli stilisti l'hanno riproposto. Senti, ma tra l'altro questo è molto evocativo diciamo delle dive anni 20, anni 30, no? Certo. Insomma, ricorda moltissimo Marlene Dietrich, Certo. John Crawford, portavano questo accessorio negli anni 30, 40 e adesso è stato rivisitato, riletto, sì. vero? Nella moda l'ha portato Paul Poiret, che si è ispirato ai balletti russi, perché nel 1906 i balletti russi hanno invaso, diciamo, l'Europa. Nell'immaginario collettivo Sherazade era una delle donne di riferimento, e quindi poi nella moda ovviamente si sono riproposti, e nel passare dei decenni la moda ha saputo declinarlo in varie fogge e abbinarlo ai vari Negli anni stili. 80 c'era stato questo grande ritorno, vero, della Certo, fascia, mi ricorda certo. tantissimo Madonna, no, Certo. che utilizzava il pizzo. Ecco, noi siamo quasi in chiusura di questo spazio, però le fasce, i turbanti, come li possiamo abbinare? Questi sono molto eleganti perché tu utilizzi dei tessuti molto preziosi, perle, pietre.
come riusciamo, diciamo, poi a ad portarli abbinarli un po' durante il giorno. Io credo che con un paio di jeans ed una camicia molto semplice, anche bianca, anche un accessorio importante come questo con le perle vada assolutamente bene per un aperitivo, anche per un dopo cena. Quindi un po' neutri come outfit e poi magari un po' di carichiamo un po' sull'accessorio. Come le ragazze. Le fasce stanno bene un po' a tutte, vero? Sì, è un accessorio incorniciano il viso e comunque danno un po' di personalità, diciamo, anche al proprio modo di vestire. Assolutamente. Senti, colore dominante? Rosa. Rosa per la primavera? Rosa per la primavera. In bocca al lupo allora la nostra Ermanna Serpe con i suoi turbanti che stanno andando tantissimo, sono bellissimi veramente. Grazie. Qual è una star che li sta mettendo molto? Beyoncé. Allora grazie, continuiamo a parlare di moda e parliamo di invece consigli per le giovani spose. La nostra Liviana Mirarchi dall'atelier di San Giovanni in Fiore ci dà qualche dritta per chi si deve sposare ed è pronta al grande sì. Sentiamo. Allora parliamo di matrimonio. Il matrimonio non ha solo i protagonisti, sposa e sposo, ma ci sono tanti altri che si accodano, sono coloro i quali festeggiano gli sposi. Chi sono nello specifico? Assolutamente, perché se è vero che i protagonisti del matrimonio sono gli sposi, anche coloro che li accompagnano e li festeggiano vogliono la loro presenza scenica. E per quanto riguarda questo argomento io vorrei parlare di una cosa nuova per l'Italia. La figura delle damigelle. La figura delle damigelle. Fino all'avvento di Pippa Middleton, in Italia le damigelle erano rare come un idraulico nel weekend. Dopo ha fatto scuola, quindi? Assolutamente sì, perché la damigella era un retaggio cinematografico americano. Chi non ricorda la mitica Julia Roberts nel matrimonio del mio migliore amico, del suo abito color lavanda. Adesso invece le damigelle sono prepotentemente nei matrimoni tutte le ragazze. Quindi anche loro protagonisti. Anche loro protagoniste, sì, anche loro protagoniste. Come scelgono il loro vestito? Di solito va avanti il gusto della sposa. La sposa sceglie un tema, una nuance di colore che si declina in diverse tonalità. Possono essere vestite tutte uguali oppure con modelli diversi ma sempre nel medesimo colore. Di solito io consiglio dei colori pastello, degli chiffon, delle cose molto leggiadre, molto leggere, che non invadono il campo della sposa, perché noi non dobbiamo dimenticare che la protagonista è la sposa. Il protagonista unica è la sposa. Loro non devono assolutamente però toglierle quello visibilità. Che poi, no? Il quadro. Questo per quanto riguarda le damigelle. Altro discorso è la testimone. La testimone è una coprotagonista. Quando viene una testimone qui, io la prima cosa che le dico, ripeti per 10 volte, io non sono la sposa, io non sono la sposa. È fondamentale per non incorrere in quello che in gergo si chiama overdress. Scegliere qualcosa di troppo impegnativo per il ruolo, troppo di ripetiamolo, si chiama overdress. Scegliere un abito che è troppo per quello che è l'evento. Siccome la testimone si presume sia la sorella o la migliore amica della sposa, lei saprà perfettamente quello che la sposa desidera. Quindi abito più importante delle damigelle, più strutturato, indicato, quindi una piccola cosa, ma comunque sempre un passo dietro alla sposa, che è la protagonista. Anche per quanto riguarda la scelta degli accessori, torniamo alla regola numero 1, io non sono la sposa. Quindi accessori belli, eleganti, ma che non offuscono quello che è la protagonista, che deve brillare sempre di luce propria, che è la sposa. Quindi accessori non troppo evidenti. Scarpe gioiello, non scarpe a stiletto se si va su una spiaggia, open tone, pochi gioielli ma significativi, una giusta misura, essere belle, essere eleganti, essere all'altezza dell'avvenimento, ma essere sempre delle coprotagoniste. Ok, quindi coprotagoniste equilibrate. Questo è il consiglio che noi diamo oggi alle damigelle e alla testimone. E alla testimone. Grazie Liviana. Grazie a te Cataldo per essere ritornato. Hey Jude, don't make it bad.
Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go together. The minute you let it into your heart, then you can start to make it better. Anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. Well, you know there is a fool who plays it cool, but making his world a little colder. Hey Jude, don't let me down. You have found now gonna together. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out and let it in. Hey Jude, begin. You waiting for someone to perform her, and you don't know that just a Jude. Hey Jude, you'll do the moment you need is on your shoulder. Da 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 da. Grazie, grazie alla nostra band, siete fantastici, mi piacete talmente tanto che io vi auguro insomma di raccogliere sempre più successi. E allora io sono particolarmente emozionato perché è arrivato il momento di invitare qui a fianco a me è sempre domenica una bellezza calabrese, una calabrese doc, una ragazza che negli ultimi anni si è distinta per il suo percorso professionale. Con noi Italia Caruso, eccola qui. Io la vedevo dietro le telecamere, per cui ero già folgorato dalla sua bellezza. Buonasera a tutti e buona domenica amici della Calabria. Allora Italia, come stai? Bene, benissimo, è un piacere essere qui con te e con tutti gli amici di TEN, con la Carly Fashion Agency. Senti, in veste di ospite, come ti senti? Tu che sei abituata a condurre le trasmissioni televisive. È strano anche perché tra l'altro ci siamo trovati spesso in parte inversa, dove io magari facevo delle domande a te, però è bello perché siamo una famiglia, quindi fa sempre piacere. Tu addirittura hai iniziato da giovanissima perché ancora prima di compiere i 18 anni sei arrivata in finale ad un concorso nazionale e hai addirittura concorso fino alla fine con una delle più grandi attrici italiane. Sei arrivata seconda e a vincere quell'anno la corona di Miss Teenager fu addirittura Laura Chiatti. Che ricordi hai di quell'esperienza? Molto belle, sono passati tanti anni perché ormai sono veramente passati tanti anni, era il 1996, è stata un'esperienza bella, eravamo piccolissime, sia io che Laura Chiatti eravamo le più piccole del gruppo, a condurre c'erano Sebastiano Somma e Simona Ventura, quindi una ragazza di 13 anni che si trova di fronte già a questi nomi molto importanti della televisione italiana, è stata un'esperienza davvero bellissima. E poi è arrivata Miss Italia, quindi nel 2001 sei arrivata in finale dopo aver sbaragliato la concorrenza nella nostra regione e quindi finalmente il palco di Salsomaggiore, perché all'epoca il concorso si svolgeva proprio nella città termale. Sì. Nel 2001 sei arrivata in finale, quell'anno vinse Daniela Ferolla e Italia Caruso, che ricordo ha di quel momento? Bellissimo, quello è stato un altro momento vissuto con una consapevolezza diversa perché avevo quasi 18 anni, quindi la vittoria fu accreditata dalla mia compagna di stanza, Daniela Ferolla partecipava come concorrente dalla Calabria, quindi è stata un'emozione fortissima.
bellissimo, è come se avessi vinto io. Per me Miss Italia era un sogno, io vedevo Claudia Trieste nel 1997, Elisabetta Gregoraci, e quindi era diventato dopo Miss Teenager quel passaggio che sognavo tanto di fare, quindi per me è stata la realizzazione di un sogno che, nonostante non ci sia stata la corona, però arrivare tra le 12 ragazze più belle d'Italia per me è stata un'esperienza bellissima. Tu hai studiato, ti sei laureata, però hai avuto anche la possibilità di cimentarti nella conduzione su un canale nazionale, hai condotto Pianeta Mare per Rete 4, un'altra esperienza che credo abbia segnato in maniera indelebile la tua carriera. Sì, lì è stata proprio una vera e propria svolta lavorativa, dove ho avuto a che fare con produttori, autori, insomma gente del settore ad altissimi livelli. È stato un pochino come una gavetta, però rafforzata da quello che poi era la visibilità di un programma di Rete 4, un programma istituzionale di attualità, dove io volavo su questi elicotteri, ero l'inviata di Tessa Gelisio, lì pronta per andare per i ministeri alla ricerca di ricette del pesce, insomma è stato molto molto Quindi un bello. programma itinerante che trattava di argomenti, insomma, anche Pianeta Mare, Pianeta Mare. Quindi una bella esperienza. E poi c'è stata anche una parentesi, perché tu per un soffio non sei diventata la velina bionda di Striscia la Notizia. Eh sì, questa è stata un'altra esperienza molto molto bella, dove sono arrivata finalissima. Quell'anno insomma c'erano tante bellissime ragazze, bello però diverso, vissuto in maniera molto più divertente rispetto a Miss Italia, che era un concorso più severo, dove siamo stati lì un mese veramente chiuse tra prove, insomma, però per carità, Velina è stata un'altra bellissima esperienza, 3 mesi in giro tra prefinali, finali, finalissime, e anche lì arrivare fino alla diretta. E poi nella tua vita c'è stato anche il teatro, perché hai anche interpretato dei musical e quindi ti sei anche divertita, no? Questa è la cosa che amo fare, perché per me una showgirl a 360 gradi, i concorsi sono cose che si fanno per, insomma, per avere, insomma, quel passaggio in più, però fare teatro è quello che mi è sempre piaciuto sin da piccolissima. Io ho studiato danza da quando ero piccola, è una passione che ho dentro. Hai studiato recitazione, poi mi sono laureata al DAMS, quindi sto continuando, perché adesso voglio prendere anche la laurea magistrale al DAMS, quindi questa è una bella cosa. Non si finisce mai di studiare. No, quindi la voglio dire, anche se magari con gli anni, però mi piace ritornare sui libri, è una cosa che a me entusiasma tanto. L'Italia è una grande professionista, una brava conduttrice, una brava attrice, e tra l'altro Italia, però io non posso lasciarti senza dire che quest'anno coronerai il tuo sogno. Allora, cosa succederà? Su questa cosa mi emoziono, tu lo sai perché mi conosci molto bene. Allora, vabbè. Ti sposi? Mi sposo, diciamolo ecco ai nostri qua, Italia amici Scaruso che ci seguono da casa, ti sposi. E ci siamo quasi, perché manca pochissimo. Per me, diciamo che il mondo dello spettacolo, il teatro, ho fatto anche la regista, come hai detto tu, mi è sempre piaciuto, però il mio primo obiettivo nella vita è sempre stato quello di creare una famiglia. E noi ti auguriamo di vivere una vita felice con il tuo Domenico. Grazie Italia, e io mando il contributo della nostra rubrica di medicina con la nostra Raffaella, prego. Siamo con il dottor Gerardo Mancuso, direttore della struttura complessa di medicina interna dell'ospedale di Lamezia Terme, benvenuto. Con lei parliamo della causa biologica di patologie gravi che provocano la mortalità più elevata nei paesi occidentali, ovvero la trombosi. Spieghiamo in modo semplice di cosa si tratta. Sì, la trombosi è un fenomeno biologico che è alla base di una malattia dei vasi arteriosi e venosi del nostro corpo, cioè noi dobbiamo immaginare dei vasi come dei tubi. In questi tubi passa l'acqua, passa il sangue, questi tubi si possono ostruire. Si ostruiscono perché nel corso della vita tutta una serie di problemi legati a malattie metaboliche e a malattie legate alle piastrine si aggregano, si formano degli aggregati che vanno a occludere parzialmente o totalmente questi vasi. Quando
l'occlusione è totale, si ha ad esempio l'infarto del miocardio, l'ictus cerebrale, quando invece l'occlusione è parziale si hanno tutta una serie di patologie che sono legate all'ipoafflusso di sangue nei tessuti, cardiopatia ischemica, la vascolopatia cerebrale, la vascolopatia periferica, insufficienza renale, quindi una serie di patologie legate proprio alla quantità di sangue che deve arrivare ai tessuti. Questo riguarda il versante arterioso, poi c'è anche il versante venoso, dove lo stesso fenomeno biologico si presenta ma dà luogo a patologie piuttosto invalidanti e talvolta anche legate alla morte improvvisa, come l'embolia polmonare. Malattie delle vene, degli arti inferiori, la trombosi venosa profonda sono espressione di questo fenomeno biologico. Quindi un fenomeno biologico che è la causa, come diceva lei, delle malattie più importanti che hanno una mortalità del 43%, cioè tutte assieme costituiscono il 43% delle morti delle società industriali. Quali sono le cause che provocano la trombosi? La trombosi è causata anzitutto da patologie legate al metabolismo, diabete ad esempio, alterazioni delle piastrine, poi però ci sono altre patologie come l'ipertensione arteriosa, l'ipertrigliceidemia, la ipercolesterolemia, le HDL basse, che è una proteina lipidica che dovrebbe proteggere dalla malattia, invece non lo fa quando i valori sono bassi. Questi sono alla base. Poi ci sono dei fenomeni, come facevo cenno, legati proprio all'aggregazione delle piastrine, cioè quando noi siamo dotati di un sistema di riparazione delle arterie che è mediato appunto anche dalle piastrine. Quando abbiamo un taglio sulla cute, dopo un po' il sangue non defluisce più al di fuori dalla ferita, e questo è dovuto alle piastrine, perché si forma un tappo di piastrine, quindi è un fenomeno fisiologico assolutamente indispensabile, ma adesso nell'era industrializzata questo fenomeno si è trasformato perché sono cambiate le abitudini di vita degli uomini, e questo fenomeno è un fenomeno, diciamo, che dà luogo ad una patologia del versante arterioso, cioè della trombosi del versante. Mi sembra di capire che le abitudini alimentari sono importanti, no? Quindi la prevenzione parte proprio da lì, delle buone abitudini alimentari. Sì, questo è un fenomeno che noi abbiamo registrato soprattutto nella nostra regione negli ultimi 50 anni. Quando sono cambiate le abitudini di vita legate anche alle abitudini alimentari, sono cambiate anche i dati di mortalità, di morbilità, cioè le malattie come quelle a cui facevamo cenno, le malattie cardiovascolari, hanno avuto un aumento di prevalenza e di incidenza perché sono cambiate le abitudini, lo stile di vita, soprattutto le abitudini alimentari. Le abitudini alimentari, se noi leggiamo quello che accadeva negli anni 50, erano abitudini alimentari semplici, cioè legate a cibi che intanto potremmo affermare provenivano da chilometro zero, cioè venivano coltivate vicino alla dimora. Poi erano cibi semplici, erano cibi non conservati, non erano soggetti a elaborazione, ed erano cibi che venivano consumati in modo stagionale, perché non vi era l'abitudine, ovviamente pensiamo alla frutta, di conservare la frutta, perché non potevamo... Diamo dei consigli, allora siamo in chiusura di questo spazio, diamo dei consigli per diciamo, prevenire una causa di patologie gravi come può essere la trombosi. Bene, io direi, visto che abbiamo anche registrato che nel corso degli anni noi abbiamo perso le abitudini alimentari delle popolazioni degli anni 50-40, direi di recuperarle. Allora, come si fa a recuperarle? Intanto mangiare cibi sani, quindi possibilmente cibi non conservati, cibi che non vengono da lontano. In secondo luogo mangiare cibi che siano freschi, quindi
stagionali e in terzo luogo mangiare, sostanzialmente, se diamo un nome ai cibi, dobbiamo mangiare legumi in quantità anche importante, 2 volte alla settimana, verdure e frutta di stagione in quantità desiderata, non vi sono limiti, pane, possibilmente il pane quello più grezzo, quindi non il pane di farina 00 perché è un pane raffinato. Noi abbiamo bisogno di fibre, le fibre le possiamo introitare anche dal pane grezzo. Esistono ancora oggi dei panifici che fanno del pane grezzo di ottima qualità. Mezzo bicchiere di vino rosso perché faceva parte dell'elaborazione, va bene. Poi noi abbiamo dell'ottimo vino in Calabria, quindi dobbiamo incentivare questo vino. Il pesce va consumato almeno una volta a settimana, la carne meno raramente. Ok. Grazie al dottor Mancuso per averci dato qualche consiglio, insomma, e per averci illustrato un po' una patologia così grave come quella della trombosi. Grazie mille. Grazie Raffaella per averci dato questi consigli di cui faremo tesoro, e adesso consigli per gli acquisti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. E siamo tornati, allora parliamo di bellezza, di dermopigmentazione con la nostra Paola Ambrogio. Eccola qua, benvenuta Paola, ciao. Allora parliamo, tutto bene, parliamo di microneedling, che è una tecnica che si conosce poco, spiegacela. Si conosce pochissimo, è una nuovissima tecnica che viene utilizzata in estetismi sia sul viso che sul corpo. È praticamente un trattamento che si fa con una penna sulla quale vengono montati degli aghi un po' simili a quelli che si utilizzavano per la mesoterapia. Sono sostanzialmente degli aghi tondi che vengono saldati in un numero che va dai 12 ai 35 aghi. Cosa fanno questi aghi? Abbiamo delle foto, adesso abbiamo delle foto, ce le fanno vedere sì, dalla regia, così ci spieghi te. Esatto. Ecco qua. Ah, ok, sì. Perfetto. Questo qui è un trattamento di microneedling sul viso che serve per le rughe. Sostanzialmente questi aghi vengono passati sulla pelle, preventivamente la pelle viene trattata con un anestetico perché è ovviamente un trattamento anche piuttosto invasivo, ma eccezionale, perché che cosa fa? L'ago va a scalfire la pelle, di conseguenza la pelle deve rigenerarsi, nel rigenerarsi produce collagene e automaticamente viene anche inserito poi un prodotto, solitamente acido ialuronico puro al 100%, e insieme a questo appunto processo naturale della pelle di rimpolpamento e quindi di produzione di collagene si ha alla fine questo risultato. Questo è un risultato che dura quanto? Allora, un'altra foto. Di durare dura nel tempo, esatto, in questo caso addirittura c'è uno schiarimento perché va benissimo anche per le pelli macchiate dal sole oppure anche dalle macchie dovute all'età. Cioè il tempo che passa sono sempre più, diciamo, frequenti. In questo caso si ha proprio uno schiarimento della pelle che avviene attraverso, ripeto, il rimpolpamento prodotto dal collagene e in più dall'inserimento di questi sieri che vanno a seconda, nel senso che cioè possono essere sieri o a base di acido ialuronico o a base di altri prodotti particolari. Quanto dicevi che dura? Questa qui invece è proprio una macchia molto evidente, in 3 sedute differenti, vedi come si è schiarita completamente. Sì. E può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, anche su tutti i tipi di età a questo punto, cioè non c'è limite di età, si può iniziare sia dalla giovane età che eventualmente quindi anche in poche sedute, diciamo, il risultato... 3-4 sedute vanno fatte a distanza di un mese l'una dall'altra, e poi la cosa importante è che questo trattamento si può fare anche sul corpo per quanto riguarda le smagliature, le cicatrici che sono comunque abbastanza frequenti, e anche per la cellulite.
Ok, grazie Paola, questa è insomma una tecnica molto interessante, microneedling, insomma, tenetela presente. Grazie alla nostra Paola Ambrogio. A questo punto continuiamo a parlare di bellezza, ma di salute soprattutto, con gambe sempre in forma, con il nostro dottor Diaco, il nostro angiologo, che ci dà qualche consiglio per tenerle sempre in forma e belle. Oggi parliamo di una malattia molto spesso sottovalutata, ma molto importante perché molto invalidante, che è l'arteriopatia obliterante degli arti inferiori. Solitamente il paziente giunge all'attenzione del medico di medicina generale o dello specialista perché riferisce di avere una claudicatio, ovvero un'interruzione di marcia dopo 150-200 metri. Questo è dovuto alla presenza di alcune placche che si possono formare a livello delle arterie degli arti inferiori, e queste placche possono portare un minor afflusso di sangue, quindi un minor afflusso di ossigeno nella parte terminale delle gambe, e sviluppare questa malattia, che è una malattia molto invalidante e molto importante, che nei casi più gravi addirittura può portare fino alla cancrena dell'arto. È importante fare una diagnosi precoce, lo si fa attraverso un ecocolor Doppler degli arti inferiori, arterioso in questo caso, ed una visita angiologica specialistica. È molto importante andare a vedere le arterie femorali comuni, le superficiali, le arterie poplite, ma soprattutto anche le arterie tibiali anteriori e posteriori per quanto riguarda questo tipo di patologia, quanto si ha una diminuzione del flusso, e questa diminuzione del flusso lo si vede attraverso questo tipo di ecocolor Doppler. Nei casi meno gravi si può agire attraverso una terapia medica, nei casi più gravi è fondamentale portare all'attenzione del chirurgo vascolare per far sì che si faccia un bypass femoropopliteo nella maggior parte dei casi, per poter ovviare a questa occlusione che avviene nel 70% dei casi in questa posizione, che è dove noi troviamo l'arteria femorale superficiale. I fattori di rischio sono importanti, sono quelli che abbiamo detto nelle puntate precedenti per quanto riguarda la carotide, quindi il colesterolo, i trigliceridi, la glicemia, l'ipertensione, ma soprattutto il fumo. Allora, torniamo a parlare di bellezza, di prodotti efficaci per la bellezza, come per esempio la bava di lumaca, e ce lo racconta il signor Francesco Pasqua della Biosnile. Allora, andiamo a trovarlo nel nostro spazio dedicato alla bellezza. Benvenuto alla nostra Doriana Paola. Salve. Benvenuta. Allora, parliamo appunto della bava di lumaca, che è un prodotto veramente magico, no? Se ne parla tantissimo in questo periodo, ci racconti un po'? La bava di lumaca ha molteplici proprietà, tra cui è idratante, viene usata per le smagliature, per le acne, insomma, e si conosce per gli inestetismi in generale, ecco. Della pelle. Ma si produce in Calabria questa sostanza che poi diventa elemento importante per tanti prodotti appunto della cosmesi. Ci racconti? Certo, io ho iniziato l'allevamento delle lumache a Menticino con l'azienda, e vedendo un prodotto tutto naturale e tutto biologico è uscito fuori una bava di alta qualità. Allora Doriana, ci fai vedere, stai spalmando questa crema, ci racconti un po' le proprietà di questa crema? Certo, questa è una crema viso, fondamentalmente è molto importante, poiché infatti non contenendo agenti chimici che comunque possono andare ad irritare la pelle o comunque a creare rossore, comunque cose simili, insomma, è molto utilizzata. Viene utilizzata soprattutto contro l'acne, il rossore, la pelle secca, soprattutto anche contro le smagliature, contro le cicatrici, perché comunque presenta molte sostanze che sono già presenti nel nostro organismo, quindi come il collagene, l'elastina, che quindi rende la pelle più tonica, più luminosa. Quindi stiamo parlando di prodotti estremamente naturali. 100% naturali. Senti, verrete poi diciamo di nuovo in trasmissione, ci verrete a raccontare un po' poi singolarmente qualche prodotto in particolare dedicato
dedicato, ecco, all'antirughe o Sì, per esempio alle cicatrici. Sì, Va bene? certo. Grazie al nostro Francesco Pasqua, grazie alla nostra Doriana Paola, e adesso passo invece la parola alla nostra band, al nostro Stefano Battaglia. Siete pronti? E vai con la musica. Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Ho l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra 1000 mattini freschi di biciclette, 1000 più tramonti dietro i fili del tram ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci richiamato prima o poi a andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città. E fragile e violento mi son detto tu vedrai. Vedrai, vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo e sentirai la strada far battere il tuo cuore. Vedrai, mio amore, vedrai. Grazie, grazie alla nostra band, e adesso è arrivato il momento della rubrica tanto attesa, quella dedicata alla cucina, e noi abbiamo il nostro caro Enzo Barbieri, uno chef d'eccezione. Posso dire uno dei più bravi della nostra terra? No, uno dei più appassionati. Per me sei in assoluto uno dei più bravi. Grazie. Allora, cosa ci hai portato? Beh, qui c'è un piatto proprio delle domeniche, piatto tipico nostro, il cosciotto di agnello al ginepro, aromatizzato al ginepro e bacche e erbe della nostra zona, aromatizzato con un vino bianco e cotto al forno. È un piatto semplice, un piatto che diciamo anche le nostre massai che ci seguono da casa possono fare temporaneamente a casa. Sì, hanno bisogno di avere un bel cosciotto, un cosciotto di 3 kg circa. Allora, aiutiamole, quindi intanto bisogna per poterlo realizzare un bel cosciotto di agnello, un agnello nostrano di quelli sostanziosi, 3 kg circa, da poter poi mettere al forno. Lo si fa rosolare con un buon olio d'oliva, un extravergine d'oliva, con delle bacche di ginepro, assolutamente sì, dell'alloro, un po' di cipolla, un po' di aglio, un po' di aromi, l'origano, il rosmarino. Dopo che ha rosolato un po' si copre di vino bianco, un vino bianco secco, lo si mette al forno. Quindi vino bianco secco, perché? Sì, un vino bianco perché secco fermo. Perché tu hai deciso di mettere il vino bianco secco? Perché non deve dare, poi non deve lasciare tracce di dolce, deve essere secco in modo che anche aromatizzando, cuocendosi, poi rimane anche al sapore piacevolissimo. Quindi piatto della domenica che è legato alle tradizioni, però è chiaramente rivisitato, perché comunque sì, diciamo abbiamo aggiunto le bacche di ginepro, abbiamo aggiunto un po' di erbe e aromi diversi dal solito, abbiamo messo anche la carota che negli arrosti ci sta sempre bene, ma soprattutto come dire, è il piatto, è la porzione di carne che è molto bella da fare. Noi normalmente facciamo l'agnello al forno in generale o il capretto al forno, questo è proprio il cosciotto intero, lo si taglia delicatamente, lo si disossa, lo si taglia a fettine. Io poi si serve tranquillamente. Lo preferisco anche il rosa, non molto cotto, che è piacevolissimo, poi tra l'altro cuocendolo non moltissimo, anche al palato e soprattutto anche all'aspetto è una cottura delicato.
Media, bassa. Io direi media, sì, perché sennò poi diventa scuro di colore, soprattutto diventa anche troppo stopposo, invece così è delicatissimo. Dicevo, poi lo si può accompagnare a delle verdure fresche, a delle verdure al vapore, alle patate tradizionali. Qui ci sta bene anche un bel piatto di patate imbacchiuse, se vogliamo, tradizionali. Comunque è un piatto veramente che dà grande soddisfazione e di grandi sapori, perché l'agnello, come sappiamo tutti, è saporito. Poi con questo tipo di cottura, tra l'altro ricordo a chi ci segue da casa, che noi prima di metterlo a cuocere lo mariniamo almeno 24 ore a bagno di vino, di erbe e anche un pizzico, anche un po' di aceto, in modo da poter far perdere quel senso ovino che c'ha normalmente la carne d'agnello. Invece poi la preparazione vera e propria, in quanto si riesce ad ottenere questo 3 ore, piatto? 3 ore di cottura, sì, una cottura di 3 ore. Quindi prima bagnomaria, però comunque esatto. In 3 ore si ottiene questo meraviglioso piatto. Poi tra l'altro per rendersi conto di quando il risotto è pronto, o si usa una sonda, ma spesso a casa non ci sono le sonde per fare le prove tecniche, ma quando si asciuga il vino, normalmente siamo pronti, poi basta anche bagnarlo con un Enzo, noi diamo la possibilità ai nostri amici, perché anche tanti uomini ormai si cimentano alla cucina, di avere la possibilità di preparare questo meraviglioso piatto. Intanto io chiedo a Raffaella di consigliarci che vino si potrebbe bere a questo meraviglioso piatto. Prego Raffaella. Grazie Enzo, grazie. Siamo all'interno di una bottaia qui a Malvito e siamo con l'enologo Fabrizio Zardini, che un po' ci racconta l'importanza dell'affinamento in botte. Abbiamo qui alle spalle delle botti grandi. Ecco, ci spieghi un po' l'importanza di questo? Sì, è una domanda semplice in apparenza che richiederebbe una spiegazione complessa, ma cerchiamo di sintetizzare. Il vino, soprattutto certi vini, soprattutto i vini rossi, dopo la vinificazione hanno necessità di svolgere una loro vita di crescita, di affinamento. Le modalità con cui questo affinamento del vino viene realizzato pone delle scelte che possono essere fondamentali poi per il risultato che noi otteniamo. Questa cantina si è optato per l'utilizzo di botti grosse e invece che quelle che sono più di moda adesso, le botti piccole di provenienza francese, che per la verità non appartengono al nostro patrimonio di produzione del vino, però le mode a volte impongono anche queste scelte un po' forzate. Botti grosse di affinamento fatte con legno nazionale, sono botti di rovere, perché legno che rende meglio nelle sue caratteristiche per l'affinamento dei vini, soprattutto dei vini rossi. In queste botti il vino riposa per minimo un anno, ma a volte può rimanere, come nei grandi vini anche del Piemonte, proprio per disciplinare, fino anche a 5-6 anni, anche di più. Cosa avviene nelle botti di legno? Il legno rispetto all'acciaio, rispetto a altri contenitori, ha una sua vita di relazione proprio con il vino, legato alla permeabilità del legno nei confronti dell'atmosfera. Cede in sostanza il vino, attraverso il suo spessore, cede dell'ossigeno, che è indispensabile, questo ossigeno, per che il vino faccia delle trasformazioni e che provocano la formazione di delle sostanze aromatiche complesse che dopo noi apprezziamo nel bicchiere. Stiamo parlando di tradizione, quindi si mantiene un po' questa tradizione per poter conservare bene il vino, vero? È una tradizione soprattutto italiana, diciamo. La tradizione delle botti, soprattutto delle botti grosse, è una tradizione italiana, mentre le botti piccole, le cosiddette baricche, nascono soprattutto in Francia dall'esigenza di trasportare il vino, quindi erano piccole proprio per questo, perché dovevano essere sommeggiabili. Poi dalle zone di produzione, quindi non so, dalla zona del Bordeaux, della Borgogna, passavano mesi queste botti sui dorsi dei muli, e quando arrivava il vino a Parigi si accorgevano che aveva subito delle trasformazioni. Però, quindi non nasce come scelta di evoluzione del vino, ma è una constatazione di qualcosa che avveniva quasi casualmente
e lì è stata sfruttata. Diciamo che siamo in chiusura di questo spazio. Innovazione e tradizione, questi sono un po' gli ingredienti fondamentali per realizzare un buon vino rosso, vero? Esatto, dobbiamo recuperare questi valori che molto spesso magari sono stati dimenticati. Contemporaneamente ricordiamo che comunque la tradizione di oggi è dovuta al progresso di ieri, la tradizione del domani avviene grazie al progresso che realizziamo oggi. Questo è fondamentale, quindi una dose anche di giusta innovazione per rinnovare la tradizione è indispensabile per realizzare prodotti sempre migliori. Grazie, si chiude questo spazio dedicato al vino e ritorniamo in studio. Allora, siamo ritornati, adesso siamo alla rubrica dello sport, anche se in questo spazio non parliamo proprio di uno sport, parliamo di una disciplina un po' più complessa che è la capoeira, ed è venuto a trovarci Luca Baratta, benvenuto dell'associazione Sensala di Cosenza, e poi i due danzatori, possiamo chiamarli così, Gianluca Salomone e Elisa Stefania Tropea. Ciao ragazzi, ciao. Li possiamo chiamare danzatori, come li chiamiamo Luca? Raccontaci. Giocatori, sì, perché si parla di gioco, vero? Sì. Ecco, allora raccontaci un po' questa disciplina che è antichissima. Sì, è una disciplina antica, è un'arte, lotta brasiliana creata dagli schiavi in epoca coloniale nel 1500, primi del 1500, dagli schiavi che venivano deportati dalle loro terre dai portoghesi, coloni portoghesi. Appunto è un'arte lotta caratterizzata dall'armonia dei movimenti, dalla musica, per questo spesso chi indica la capoeira dice balli capoeira, indica loro come ballerini, ma è in realtà una lotta. Una lotta, però è un gioco più che una lotta, vero? Perché in realtà loro non si toccano fondamentalmente. No, non si toccano, si esprime in questo gioco proprio perché creando questa lotta, allenandosi in questa lotta, gli schiavi la praticavano di nascosto oppure davanti ai loro padroni sotto forma di rituale, con la musica, con gli strumenti, appunto fingevano di danzare, ma in realtà si allenavano in quella che è stata la loro lotta di liberazione. Quindi insomma è anche un simbolo di rivalsa, no? E di libertà la capoeira, è stata anche per molto tempo insomma fuorilegge, no? In Brasile, ha vissuto un periodo di proibizionismo. Successivamente all'abolizione della schiavitù, questi schiavi che stavano per strada, vagabondavano, tra virgolette, e usavano questa lotta anche per commettere dei reati o comunque per sconfiggere, tra virgolette, le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine. Senti, poi è diventata una disciplina insomma, che si è diffusa in tutto il mondo. L'associazione qui a Cosenza quanti adepti ha? Siamo sui 20 allievi adulti e qualche allievo bambino. Abbiamo anche dei bambini, ma il corso quest'anno è sospeso, diciamo. Ah, ok. Senti, in realtà è un mix anche di arti marziali, vero? Sì, è un mix di arti marziali, ma la valenza più che altro che io vorrei sottolineare è quella culturale. Certo. Tra l'altro, per proprio la valenza storica che ha, è stata di recente inserita dall'UNESCO come patrimonio. Senti, qua abbiamo degli strumenti, ci fai vedere Gianluca e Stefania, ci fanno vedere in chiusura di questo spazio. Allora, questo è un birimbau, il famoso birimbau, che è lo strumento, diciamo, principe della capoeira. Ragazzi, venite che... Ok, allora fateci vedere, perché dicevamo è un gioco, è una lotta, una danza, e questo si chiama gioco, quello che state per fare. In realtà intorno ci dovrebbe essere un gruppo, no, di giocatori che fanno la roda e battono le mani. Allora, invece il nostro Luca adesso suoniamo soltanto il birimbau. Dai. Aguarolo numa, aguarolo lá na pedreira, água que foi no mar.
la cachoeira. Água rolou no mar, água rolou lá na pedreira, água que foi no mar. Ela vem da cachoeira. Luca Baratta, insomma capoeira, bellissima disciplina che si può fare a Cosenza grazie all'associazione Sensala. Grazie. In bocca al lupo ragazzi. Vorresti approfondire dal punto di vista storico? Non sei microfonata, sì, allora, chi volesse approfondire c'è questo libro di memorie sulla persecuzione dei capoeiristi nelle strade di Rio de Janeiro, è edito da Coessenza. Sì. Perfetto, insomma se volete saperne di più. Perfetto, grazie. Allora io vorrei Stefano Battaglia se mi riproduce esattamente quello che hanno fatto loro. Hai suonato appresso a loro, molto bene, bravo, vai, spazio alla nostra band. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché io le piacevo. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con me. Un giorno io vidi lei entrare nella mia stanza, mi guardava silenziosa, aspettava un sì da me. Dal letto io m'alzai e tutta la guardai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. Nel letto ritornai, piangendo la sognai, sembrava un angelo, mi stringeva sul suo corpo, mi donava la sua bocca, mi diceva sono tua e nel sogno la baciai. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso, rimandandola da te. E siamo ritornati grazie alla nostra band, grazie al nostro Stefano Battaglia. Io sto aspettando ancora la capoeira, Stefano, preparati. Va bene, siamo in chiusura di questa puntata. Siamo addirittura ma d'arrivo, Raffaella, ma chiudiamo... siamo quasi alla fine anche della nostra trasmissione, lo sai, mannaggia. No, me le dite cose che mi viene l'ansia, veramente. Dobbiamo recuperare in qualche modo, sì, dai. faremo qualcosa, vediamo, non vi preoccupate. Dai. Allora, noi come al solito chiudiamo in bellezza con la nostra Linda Suriano. Eccola qui. Eccola. Ciao. Ciao. Bene, grazie, ciao. Benvenuta. Grazie, Come grazie. sei anni 60, 70, optica? Sì, dai, per l'occasione. No, ma poi tra l'altro volevo chiedere scusa a Cataldo perché sono sola. Non ti ho portato, cioè siccome il casting per te continua, però oggi ho preferito venire sola. Vuol dire che le altre stanno lavorando per me.
Sì, guarda, ho creato un'equipe proprio apposta per... Ma infatti io ti avevo chiesto nella puntata precedente, no, di creare uno staff. Sì, ma noi in realtà per questo 2018 abbiamo tanti obiettivi, uno tra questi è il tuo matrimonio, mi pare, che era stato detto. C'era un hashtag che vogliamo lanciare, per favore? Sì, Cataldo che ormai cerca viene moglie, veicolato ovviamente. costantemente, mi arrivano messaggi di Da tutti tutto il i mondo. tipi, sì, Certo, da tutto guarda, il mondo. anche perché credo Grazie che a Linda, per colpa di Linda. Sì, ma a breve può essere che magari ti capiterà anche un tapiro, no? Visto che ti abbiamo visto qualche tempo fa Striscia la Notizia, per queste tue tante donne. Comunque, a parte gli scherzi, si lavora. Si lavora. Cataldo work in progress. In bocca al lupo, in bocca al lupo, fammi sapere. A proposito di lavoro, invece la Carly Fashion Agency, parliamo di cose serie. Sta lavorando, siete sempre, insomma, un cantiere aperto. Sì, guarda, la cosa bella è che noi quest'anno abbiamo voluto fare un restart dell'agenzia, quindi abbiamo praticamente rinnovato anche il sito internet, perché ci piace alla fine essere sempre al passo coi tempi, quindi abbiamo anche creato un video, è stato fatto un video da una giovane videomaker che ha sposato il progetto un po' stile urban, che state vedendo in sovraimpressione, perché la Carly Fashion Agency appunto è un'agenzia di moda, organizzazione eventi a 360 gradi, per cui dalla sfilata alle modelli che vengono in ogni caso formati con dei corsi di portamento, e stiamo vedendo anche di inserire l'addizione, perché poi ovviamente è importante non solo essere belli ma saper indossare l'abito, quindi avere un bel portamento, ma è anche importante sapersi presentare, no? Perché poi alla fine il detto bella ma non balla ormai sappiamo che non va più. Non serve più a niente, no? Quindi bisogna saper parlare, bisogna saper muovere il proprio corpo. Proprio oggi abbiamo parlato di linguaggio del corpo, però abbiamo anche sottolineato come la voce spesso poi sia essenziale, no? Soprattutto per chi decide di fare questo tipo di lavoro, anche perché Linda e Carmelo formano ormai anche delle conduttrici in erba, perché aprendo al mondo dello spettacolo in qualche modo cercano anche di individuare quelle che poi potrebbero diventare le nuove conduttrici televisive, no? Quindi in qualche modo hanno questa esigenza. No, ma tu rimani in assoluto. Noi siamo fedeli a Raffaella, però sì, perché poi è vero, siamo partiti come agenzie di moda e organizzazione eventi, poi c'è stato comunque l'opportunità di Miss Italia Calabria, quindi comunque organizziamo il concorso in tutta la Calabria. Quest'anno la produzione televisiva di questo programma, per cui siamo sempre in continua crescita. Poi una cosa bella che stiamo notando proprio in questi giorni è che comunque ci contattano delle aziende che cercano anche modelle, cioè sembrerà strano, però agenzie di Milano, di Firenze che devono realizzare dei lavori anche in Calabria vanno su internet e contattano noi, quindi questa è una cosa che poi ci inorgoglisce, perché significa che poi che sono ragazze, le modelle che abbiamo piacciono, e magari anche il discorso che ci ritengono un'agenzia professionale, un'agenzia seria, un'agenzia seria, che state facendo un ottimo lavoro. Complimenti a te e a tutti quelli che lavorano con te. Certo, senti, poi insomma sarai con noi nella prossima puntata, che ahimè è l'ultima puntata, insomma poi parleremo un po' anche di questa avventura, no? Tireremo un po' le somme. Allora a questo punto ci alziamo, guadagniamo il centro, perché salutiamo questa puntata di Sempre Domenica qui dagli studi di Tele Europa Network. Si conclude grazie al nostro regista Luca Chito e al nostro Luigi D'Alife, e naturalmente la nostra band e il nostro Stefano Battaglia, che è tornato dalla Fuitina, che insomma sapevamo che c'è stata una fuga d'amore, così hanno detto i tuoi. Io ero sempre qua, sono testimoni i telespettatori. Però non lui dire è queste scappato. cose. Sul fatto che tu non ci sia stato, non lo possiamo negare. La prova c'era, sei scappato. Va bene. Grazie Stefano Battaglia. Ringraziamo anche i nostri autori, Giovanna Seppi e Tommaso Martinelli, che sono per noi un validissimo supporto. Assolutamente. E diamo l'appuntamento a domenica prossima con È Sempre puntata, Domenica. Ultima puntata. Grazie, arrivederci. Cerca Tele Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Tele Europa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.